La vendemmia rappresenta comunque un anno di lavoro, di duro lavoro nelle colline del Conegliano Valdobbiadene. In questo momento possiamo dire che le premesse sono buone. C'è stata un'annata dal punto di vista climatico che comunque ha permesso una quantità di acqua a disposizione della vite nel primo periodo, primavera e la prima parte d'estate, che era significativa. Chiaramente nel mese di agosto ci sono stati una ventina di giorni particolarmente caldi, hanno un po' rallentato lo sviluppo vegetativo della pianta, o meglio la maturazione delle uve, però sapendo che la scorsa settimana sono arrivate le auspicate piogge, adesso possiamo pensare che ci siano i giorni perché la vite porti a maturazione nel modo ottimale l'uva. Una produzione comunque buona, perché la vite sicuramente avrà una quantità di qualche punto in percentuale di produzione più dello scorso anno. Teniamo presente che lo scorso anno, il 2017, si è caratterizzato per delle gelate primaverili che hanno significativamente ridotto la produzione, soprattutto nei fondovalle e nella pianura. Nelle colline possiamo dire con sicurezza che la quantità è quella ottimale, giusta, per avere un prodotto di alta qualità. I produttori sono l'essenza, i soci costituiscono il consorzio, e questo è un aspetto importante. Questi due incontri hanno anche il significato di evidenziare dal punto di vista tecnico l'annata, da come può essere raccontata, da cosa è stata caratterizzata, e qui l'ufficio tecnico del consorzio, coadiuvato dei consulenti della società Uva Sapiens, che anche loro hanno lavorato un anno intero per rilevare gli andamenti piovosi, le temperature, lo sviluppo vegetativo, le malattie che si sono presentate e via dicendo. Hanno modo di raccontare dal punto di vista tecnico l'andamento del 2018 per capire che prodotto andiamo a raccogliere, per capire quali sono state le difficoltà, quali sono i punti di forza, le criticità e quelle che possono essere le precauzioni proprio per portare in cantina le uve migliori possibili.